Ci sono storie che sembrano quasi delle favole, no? Storie che nascono da gesti piccolissimi e che finiscono per costruire ponti enormi, dove sembrava ci fosse solo distanza. Ecco, quella che stiamo per raccontare è proprio una di queste. Oggi parliamo proprio di uno di questi ponti, un legame fortissimo che parte da un paesino della Sardegna e arriva dritto nel cuore dell'Africa, in Tanzania. È la dimostrazione incredibile di come la solidarietà a volte riesca davvero ad annullare ogni confine. E chi c'è al centro di questa storia, di questo ponte? C'è lei, si chiama Giorgia Pizzus, ha solo 21 anni, è un'ostetrica e viene da Milis, in Sardegna. Allora, giusto per capirci bene, che cosa fa un'ostetrica? Beh, è quella figura professionale che è lì, accanto a una donna, nel momento forse più incredibile e delicato di tutti, la nascita di un figlio. È una professione che è una vocazione prima di tutto. E Giorgia, pensate un po', appena laureata, fa una scelta che non è da tutti. Anziché, come sarebbe normale, cercare subito lavoro qui, negli ospedali sardi, decide di fare le valigie e partire. Destinazione Arusha, in Tanzania, per mettere la sua professionalità al servizio di chi ne ha davvero ma davvero bisogno. Ok, ma una volta lì, cosa si trova davanti Giorgia? Beh, la realtà che incontra ad Arusha è un pugno nello stomaco, molto diversa da quella che conosciamo noi. Una realtà dove far nascere un bambino, un gesto così naturale, diventa una sfida gigantesca. Guardate, per darvi un'idea delle dimensioni, parliamo di numeri. L'ospedale in cui si trova Giorgia gestisce qualcosa come 300 nascite ogni singolo mese. È un numero pazzesco. E il vero problema qual è? È che per gestire tutti questi parti mancano le cose più semplici, le più basilari. Parliamo di siringhe, guanti sterili, un po' di cotone, disinfettanti, saponi. Cose che per noi sono la normalità, ma che lì, capite bene, fanno la differenza tra un parto sicuro e uno pieno di rischi. La conseguenza di tutto questo è drammatica. Le mamme, prima di partorire, devono comprarsi da sole un cosiddetto kit per il parto. Ma la domanda è chi non se lo può permettere? Chi non ha i soldi? Semplice, rischia di partorire senza niente di essenziale, e si affida alla speranza, a quello che l'ospedale riesce a trovare in quel preciso istante. Ecco, di fronte a una realtà del genere, Giorgia avrebbe potuto sentirsi impotente. E invece no, non è rimasta a guardare. Ha fatto una cosa semplice ma potentissima. Ha chiesto aiuto. Ha lanciato un appello al suo paese, a Milis. E quello che è successo dopo, è stato semplicemente straordinario. Ed è qui che la storia prende una piega incredibile. Quella richiesta di aiuto partita dalla Tanzania ha innescato una vera e propria catena di solidarietà. L'intero paese di Milis si è mosso subito. Hanno iniziato a raccogliere di tutto: materiale sanitario, vestitini per i neonati e anche donazioni economiche, utilissime per comprare le cose che servivano direttamente lì, ad Arusha. E la cosa bella è che la risposta è stata completa. Non hanno pensato solo alle cose mediche, quelle essenziali, no. Hanno pensato anche ai vestitini per i bimbi appena nati e ai fondi per dare un aiuto che durasse nel tempo. Pensate che con la generosità di Milis hanno raccolto aiuti per coprire quasi 3 mesi di nascite, centinaia di nascite sicure. Però, al di là degli scatoloni, dei soldi, del materiale, c'è un impatto ancora più grande, quello umano, quello emotivo. E a raccontarlo meglio di chiunque sono proprio le parole di Giorgia. Ha detto: «La mia felicità è inspiegabile, come quella degli ostetrici che lavorano con me. Ringrazio tutti i miei concittadini». Si sente, no? La gioia di vedere arrivare quegli aiuti. E la gratitudine per quella comunità così lontana, ma che in quel momento era lì, con lei. Ma il momento più forte, quello che forse riassume tutto, è un altro. È un regalo, il più inatteso di tutti. Giorgia racconta che una delle mamme che ha aiutato, per ringraziarla, ha deciso di dare alla sua bambina il suo nome. L'ha chiamata Giorgia. Immaginatevelo, un nome che in quel piccolo ospedale della Tanzania è diventato il simbolo della speranza, dell'aiuto che arriva da lontano. Insomma, arrivati alla fine di questo racconto, cosa ci portiamo a casa? Che lezione ci arriva da Milis, da questo piccolo paese sardo? Viene spontaneo chiederselo, no? Ma è possibile che una piccola comunità, un paese, possa davvero fare la differenza nel mondo a migliaia e migliaia di chilometri di distanza? Beh, la storia di Giorgia e di Milis ci dà una risposta, ed è un sì forte e chiaro. Ci dimostra che la solidarietà e l'empatia non hanno confini, sono forze potentissime in grado di costruire ponti, di salvare vite. E ci ricordano una cosa fondamentale: quando si agisce insieme non c'è distanza che tenga.